Buongiorno, ben ritrovati. Di volta in volta cerchiamo in queste dirette di esservi vicino, di esservi accanto in maniera diversa, tenendovi compagnia, dandovi notizie, raccontandovi come ha fatto Martuscelli lunedì e quest'oggi davvero cercando di essere al vostro servizio. Lo facciamo con uno dei membri della commissione di emergenza istituita da FISE Veneto, che cerca di aiutare chi è più in difficoltà, grazie anche al primo pollicino blu che è partito, credo che sia di Claudio, e lo facciamo con Giuseppe Pozzato, che è un grande appassionato di completo, dico giusto? Esattamente. Almeno questo lo ricordo, però in questo caso magari potessimo parlare di completo, di gare di completo, così non è, Sì. ma lo sfruttiamo per quella che è la sua attività professionale. Però prima di cominciare a parlare di cose serie vorrei anche un po' scherzare, dato che serve anche questo, credo, in questi momenti. Si ironizza molto su come sarà il lavoro dei parrucchieri dopo, quando riprenderanno a lavorare, se useranno le forbici o i decespugliatori, perché io ho trovato delle foto di Pozzato in formula rasa e ne ho vista una adesso che sto facendo vedere. Dov'è Capellone? In questo momento qua. Di quanti anni fa? Non lo so, è una delle sue foto profilo su Facebook, l'ho trovata, è in una bella baita, si direbbe, quindi volevo capire qual è la versione attuale di Pozzato. La versione attuale non può che essere quella senza capelli. Allora è questa col telefonino, vabbè, io ci ho provato. No, magari mi pensavo che appunto con l'assenza dei barbieri e dei parrucchieri fosse anche lui arrivato in questo. Io prima o poi arriverò con i capelli da hippie e un po' alla volta mi illudo che mi ricrescano, ma insomma, allora uso la versione ufficiale, però ogni tanto metto anche quella a capelli lunghi perché è divertente. Senta, commissione di emergenza voluta dalla FISE, c'è questo Cura Italia del governo Conte per il mondo dell'equitazione, c'è qualcosa? È una bella domanda. Allora, posso intanto saluto tutte le persone che mi ascoltano e ringrazio per avermi fatto questa domanda, che è una domanda molto particolare. Tutti diciamo che Cura Italia dovrebbe aiutare, dovrebbe sopportare, però di fatto in questo momento, facendo un riferimento specifico, andiamo proprio all'articolo 14 che ha previsto il decreto, ossia a dei finanziamenti che dovrebbero essere erogati, uso ovviamente il dovrebbero, attraverso il credito sportivo per esigenze, hanno detto, di liquidità. Se noi entriamo, tanto per entrare subito nel merito, nel sito dell'Istituto del Credito Sportivo, troviamo una frase che ci dice: stiamo lavorando per determinare i criteri. Quindi siamo a questo punto. E nell'attesa ovviamente di queste modalità, possiamo dire solamente che esistono due forme di aiuto: uno che passa attraverso dei finanziamenti erogati dall'Istituto del Credito Sportivo o da altro istituto bancario, e un altro che rappresenta i contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall'istituto stesso. Altre modalità non siamo ancora a conoscenza, o meglio abbiamo delle discrezioni che è meglio probabilmente, anzi sicuramente meglio tenerle, perché finché non sono oggetto definitivo è opportuno che non ci creiamo false illusioni. Questo è il credito sportivo, quindi in attesa di delucidazioni potremo materialmente andare verso quella direzione. Abbiamo poi altre note alle cronache, note più indennità, cosiddetta degli 600 euro, che ci fa tanto penare, perché ci crea dei problemi. Come giornalista io non li ho visti, ho fatto richiesta e me l'hanno respinta, poi spero che al mondo dell'equitazione vada meglio. Allora diciamo una cosa, che è doverosa una premessa, e questo è un mio commento personale, è legato fondamentalmente un po' all'esperienza di come ho visto in questi anni, dove abbiamo istituito la Commissione di Fisco e Legalità, di cui la Commissione Emergenza fa parte. In questa realtà noi abbiamo una percezione reale, è quella che il tutto è condito ovviamente in una condizione di massima legalità,
e se oggi non c'è una massima legalità dei circoli, il rischio forte è quei pochissimi ovviamente soggetti che non sono ancora... Chiedo scusa se interrompo, le arriva un saluto da Giulio Tronca e uno da Antonio Piovani. Grazie, vi saluto. Ovviamente bisogna fare molta attenzione ad andare, il doccio della questione, andare a richiedere anche i finanziamenti laddove ci sono situazioni critiche, per non andare a penalizzare ulteriormente i soggetti che già sono criticamente sottoposti a vessazioni a tutti i livelli. E quindi come comportarsi? Innanzitutto il comportamento è quello che io a più riprese, tante volte nei convegni che ho fatto, è quello di tendere il più possibile a una regolarità, benché siamo in una giungla di disposizioni, in una situazione veramente difficile che anche per gli addetti ai lavori ovviamente risulta molto articolato, molto confuso. Talvolta gli stessi colleghi mi chiedono: ma come fai a destreggiarti? E come facciamo? Bisogna andare ad applicarci sistematicamente e cercare di avere anche tanta passione delle problematiche legate alle associazioni sportive dilettantistiche e allo sport in genere, per poi restare cimentati sui libri e sulle note. Esistono anche tantissime persone, e questo lo devo sottolineare, da parte dell'amministrazione finanziaria che danno una mano da questo punto di vista, come esistono anche tante persone purtroppo che ignorano quelle che sono le peculiarità del nostro settore, ma le ignorano completamente e arrivando a dei risultati assurdi, e quindi queste sono quelle che fanno più paura, perché poi innestano contenziosi e il contenzioso sappiamo che costa ed è oneroso. Io cerco di mettermi dalla parte di chi ha un maneggio dove non ci vanno più chiaramente gli utenti, non ci sono più elezioni, non ci sono più incassi, ci sono però i cavalli da mantenere, gli stipendi a pagare. C'è qualche via, c'è qualche strada, c'è qualche aiuto o non c'è nulla? Gli unici aiuti che potremo avere saranno quelli del credito sportivo in questo momento. Non abbiamo altre soluzioni. Abbiamo l'indennità, come dicevo, dei 600 euro che sono relegate ai collaboratori sportivi, appositamente dimensionati dall'articolo 96 di questo decreto citato, e che poi è stato oggetto di precisazione col decreto del Ministero. Attualmente in corso le domande, eccetera, eccetera, con particolari condizionamenti. Per quanto riguarda poi c'è anche la possibilità, questo bisogna anche andare a dire con i dubbi, con una certa attenzione, per coloro che sono di società e hanno società sportive dilettantistiche e hanno un compenso da amministratori delle società. Attenzione, perché non rientra ovviamente nell'articolo 96, ma rientra nell'articolo 27, ossia i soggetti collaborazioni correlate continuative che sono obbligate all'iscrizione alla gestione separata dell'INPS. Quindi questi non possono fare la richiesta delle 600 come collaboratori sportivi, ma devono fare quella dall'articolo 27 dell'INPS. Sì, perché c'è il problema anche degli istruttori, cioè dei professionisti di questo mondo, non delle scuderie, quindi che sono un problema dei cavalli, ma anche chi vive di questo mondo. Chiedo scusa, c'è Claudio Contin, quindi mi scrive: l'unica soluzione, a quanto capisco, è che per pagare i debiti bisogna ulteriormente indebitarsi? Ahimè, quello che noi abbiamo in mano oggi è giusta l'osservazione, e l'ho sottolineato prima, questo decreto concede dei finanziamenti, pur a condizioni vantaggiose, mettiamoci quello che vogliamo, ma i finanziamenti vanno restituiti. La saluto anche Clara Campesi che sta guardando il video in diretta, un saluto alla nostra Presidente, che è quella che anche ha scelto di costruire questa griglia di comunicazione coinvolgendo persone nelle diverse specificità come lei e come l'altro giorno l'Avvocato Verrecchia. Certo. Sì, accennavo che bisogna fare molta attenzione, perché faccio un parallelo nel settore delle imprese. Quando si parlava della famosa Visentini e gli acquisti sproporzionati che venivano fatti, no? Che tanti ne hanno sentito, Visentini, scusa, Tremonti, che venivano fatti gli acquisti per
gli acquisti nuovi incentivati con i crediti imposta eccetera. Che cosa è successo poi? La storia ci ha insegnato. Hanno fatto dei grossi acquisti, investimenti fatti, finanziamenti fatti e poi pagamenti, e poi le aziende vanno al fallimento o giù di lì, o hanno problemi di liquidità, perché il problema di questo finanziamento, sì, noi siamo già in situazione di coronavirus, siamo già in crisi, non abbiamo entrate, non abbiamo situazioni che ci possono aiutare, perché il problema è che non abbiamo introiti e talvolta tanti soggetti diranno no, io non pago perché è un po' una situazione così anche di comodo, passatemi il termine, a non pagare. Certi non vanno a pagare quindi le pensioni, o se non le vanno a pagare ovviamente i gestori si trovano in grossa difficoltà. Andare a richiedere un finanziamento significa che quando è che potrà essere rimborsato questo finanziamento? Perché di rimborso del finanziamento dovremo fare? Tra X tempo? Quando è che recupereremo, se li recupereremo, queste situazioni di criticità? Ma forse una contribuzione diretta o a fondo perduto sarebbe stata più opportuna. Sicuramente. Senta, io ne approfitto parlando di animali, perché poi penso che alle persone a cui piacciono i cavalli piacciono i cani, a chi piacciono i cani piacciono i gatti e a chi piacciono i gatti piacciono i leoni. Perché poco fa stavo parlando con l'anima di una grande realtà che c'è nella nostra regione, che è il Parco Zoo di Bussolengo, un parco zoo, ricordiamolo, che è fondamentalmente rivolto alle razze animali, alle specie animali in pericolo. E parlavo con Avesani proprio del problema, per esempio in mancanza chiaramente di incassi, perché non entra una lira, di dover mantenere quelle centinaia, migliaia di animali, e questo ha un costo enorme. Sono realtà che in qualche maniera possono trovare qualche appiglio da qualche parte, o siamo nel terreno degli abbandonati? Non starebbe a me andare a dire qualcosa di questo genere, cioè se possiamo andare ad attingere qualcosa a qualcuno, io quello che posso dire è che abbiamo varie forme di finanziamento. In questo momento abbiamo solo forme di finanziamento e ahimè dobbiamo procedere attraverso il sistema bancario. Ma che tempi hanno? Perché anche questo è un discorso. Se ho bisogno di soldi adesso, bisogna vedere in quanto tempo riesco ad averlo questo finanziamento. Allora, per quanto riguarda il credito sportivo è tutto ancora da definire, devono fissare. Se ci trasferiamo paro alla situazione delle piccole e medie imprese, hanno pubblicato ieri il modello per la richiesta, avete sentito parlare sicuramente, fino a 25.000 euro, eccetera. Il problema più grosso è che hanno veicolato tutto attraverso il sistema bancario. E il sistema bancario tecnicamente fa una propria istruttoria. Sì, perché io ho sentito oggi, ho visto twittare oggi un ex sottosegretario, non dico la parte, che proprio twitta contro il sistema bancario, per come si sta comportando. Il sistema bancario, me ne assumo tutta la responsabilità. Sì, sta in qualche modo bloccando, in parte giustamente, perché non hanno immediatamente l'accettazione della pratica, nel senso che se dal fondo non viene accettata la pratica veicolata dal sistema bancario e ipotizziamo che non abbia fatto nessun tipo di verifiche in merito, la responsabilità c'è al sistema bancario, e quindi nel caso in cui vengano concessi dei soldi e poi non c'è la possibilità di avere la garanzia, ipotizziamo quella del 100% da parte del fondo, a quel punto il sistema bancario si trova in difficoltà, per cui tutto viene in qualche modo rallentato, ma rallentato pesantemente, nel senso che richiedono informazioni, dati, notizie, e chi è in situazione di crisi o può essere in situazione di crisi, attenzione, non erogano assolutamente, non è erogabile sicuramente la garanzia. Quindi, allora, chiedo scusa, ci sta salutando Patrizia Morelli, e invece Susanna Longobardi mi dice: ha ragione il sottosegretario in questione, che per capirci Massimo Bitonci, anche ex sindaco di Padova, che ripeto, andate a vedere i suoi tweet, l'ho letto proprio poco fa, insomma, questa presa di posizione contro il sistema bancario. Io non sono all'altezza di giudicare
per quello l'ho chiesto al nostro esperto, al dottor Pozzato, proprio per capire se in questo effettivamente c'è qualcosa di giusto, perché per molte attività, anche nel mondo equestre, può essere l'unica strada per riuscire a superare, per il momento altre non ce ne sono, per riuscire a superare questo momento di difficoltà. Sì, direi che il credito sportivo è già abbastanza noto che le procedure non sono proprio così veloci e semplici. Per il passato abbiamo esperienze in questi termini. Io mi auguro che questa dotazione di 30 milioni per il 2020 per quanto riguarda i finanziamenti, di 5 milioni per quanto riguarda i contributi che dovrebbero essere messi a disposizione del credito sportivo, abbiano una certa velocità e i criteri non siano criteri apocalittici o criteri insostenibili o ingestibili, laddove non si riesce poi ad arrivare alla reale ed effettiva erogazione. E quindi... Chiedo scusa se interrompo su un tema che non c'entra, la domanda la giro al Presidente che è in linea. Dite: aprite i maneggi ai proprietari, basta tenere sequestrate le nostre proprietà. Francamente non so se si possa dire in questo senso. Credo che dal 4 si potrà tornare in maneggio, penso, credo, spero, però anche qui siamo nel tutto da vedere, ma dovrebbe essere ragionevolmente questo. Temo non prima. Ma direi che proprio in occasione della ripresa, ossia questa fase 2, sono già pervenute ai circoli una comunicazione da parte del Presidente nazionale e poi con la precisazione da parte della Presidente della Regione di Clara. Tra l'altro Di Paola che ci ha messo il like, per parlarla in facebookiano, ha messo il like all'idea di questa nostra conversazione odierna, quindi colgo l'occasione anche per ringraziare Di Paola che ha dimostrato di apprezzare le iniziative di FISE Veneto. Lo ringrazio e lo saluto. Diceva allora? Stavo dicendo che è stata emanata pochi giorni fa, una comunicazione con allegato un protocollo che deve essere tutto ancora da verificare sul piano dell'ordinamento giuridico, sul piano del governo, e quindi finché non avrà l'approvazione da parte del governo rimane ancora sospeso, e lo ottengo e ci tengo a precisarlo, così come abbiamo fatto con quella comunicazione noi del Veneto, e seguiti poi a ruota dalle altre regioni. È ancora una comunicazione che deve essere presa con le pinze, dobbiamo stare molto attenti. Ecco, c'è Susanna che dice sarebbe bello rientrare il 4, la cosa tremenda, voglio dire, la cosa sbagliata sarebbe che poi il 4 mattina alle 8, alle 9 fossimo tutti quanti là, perché bisognerà pensare anche a scaglionare anche la prima volta in sella, la prima volta dal proprio cavallo. Non lo si potrà fare tutti insieme il primo giorno nella prima mezz'ora. Sì, non si potrà fare, ci vorrà un programma, ci vorrà un protocollo interno dei circoli, ma questo era già previsto in precedenza, nelle precedenti ordinanze della È bene però che la gente lo sappia, perché magari tutti pensano il 4 mattina piglio e vado. Non potrà essere così. Assolutamente non sarà così, assolutamente. Non so, forse bisognerà prenotarsi, concordare. Prenotarsi, bisognerà trovare disponibilità, ma non solo. Un po' come con i campi a tennis, posso andare a giocare se c'è campo libero. Certo. Io sostengo che l'equitazione in sé, così da amante dell'equitazione, forse non è uno sport che concretamente può patire così della vicinanza, perché abbiamo sempre una certa distanza con le altre persone, per cui posto che l'animale non trasmette se non per il contatto che può il virus lasciare, almeno così ho imparato dagli esperti, e quindi sarà sicuramente uno sport che dovrebbe avere una prospettiva veloce, ma nella velocità dovremmo rispettare sempre e comunque quelli che sono i dettami, anche perché ricordiamoci che abbiamo delle responsabilità. Tutti abbiamo delle responsabilità, i presidenti di circoli hanno delle responsabilità, gli istruttori ne hanno, quindi facciamo attenzione prima di andare a usare criteri che siano troppo leggeri. In questa situazione dove il problema del virus imperversa laddove c'è leggerezza, ed è inutile che ci
giochiamo, non possiamo permetterci di giocare, per quanto bene vogliamo i nostri animali. Quindi il rientro dovrà essere graduale, programmato, con protocollo chiaro, quello proposto che avevamo esaminato, analizzato, secondo il mio parere, secondo anche il parere che abbiamo, dovrebbe essere integrato di ulteriori elementi, perché non ci sono solo i proprietari dei cavalli che vanno presso i centri, ma gran parte dei centri hanno anche attività di profilo, di approccio verso l'equitazione, quindi di ragazzi della scuola. Quindi facciamo attenzione, dobbiamo metterli sulla medesima condizione, non perché l'uno ha il cavallo proprio può andare, quello che non ha il cavallo proprio non può andare. Cioè, ci sono anche questi aspetti che vanno esaminati e che noi solleciteremo questo tipo di impostazione, che va al di là un po' della mia competenza, ma sto andando verso ovviamente una realtà, essendo consigliere della federazione. Purtroppo, leggendo le cronache, ci sono previsioni non buone, non ottimistiche sulla sopravvivenza del commercio al dettaglio, persino delle attività turistiche. Lei crede che ci siano rischi anche per le attività legate al mondo dell'equitazione? Fare delle previsioni bisognerebbe avere la sfera di cristallo, dovrei fare un altro tipo di lavoro evidentemente. Confcommercio le ha fatte, dicendo che potrebbe non riaprire un negozio su 3. Sul piano economico sicuramente sì. Secondo me sul piano economico ci sono tante strutture aziendali, maneggi, ma che le considero in quel contesto, che hanno grosse difficoltà. Siamo sempre e comunque, per i circoli che abbiamo avuto modo di vedere, che ho avuto modo di vedere, andando sul filo del rasoio, come si suol dire, cioè la copertura di quelli che sono i costi. Non sono tutti degli evasori, permettetemi di usare questa No, ci mancherebbe altro. No, ci sono tantissime brave persone, buone persone, magari un po' leggere. Chiede Antonio, c'è qualcuno che ha ricevuto ad oggi l'indennità come collaboratore sportivo, che lei sappia? Non ho capito, chiedo scusa. Se c'è qualcuno ad oggi che abbia ricevuto l'indennità come collaboratore sportivo? Sì, credo che sia uno che abbia ricevuto un'indennità, però non ne ho notizia certa. Se non ne ho notizia certa di uno, mi pare di capire che è come dire nessuno. Cioè, nella comunicazione che avevano fatto, se non ricordo male, dicevano che incominciavano a derogare dopo il 15. Giulio risponde: ad oggi non mi sembra che si apra nulla, solo se i proprietari circoli non sono in grado di movimentare i cavalli. Certo, in quel caso hanno diritto, per la salute animale, di chiedere aiuto. Bisogna che facciano un decreto per le riaperture delle attività sportive, e in questo senso io ricordo che l'altro giorno l'assessore allo sport di Padova, Bonavina, da calciatore ha detto che questo in realtà è il primo sport che può riprendere. Ma io lo condivido proprio per quello che ho detto prima. E non dimentichiamo che noi siamo a 1,7 del punto del PIL. Lo sport, non noi, scusate, come federazione, certo, ma tutto lo sport ha una forte importanza sul PIL nazionale. Quindi non è che può essere sottovalutato questo aspetto. Anche per quanto riguarda ovviamente gli sport equestri. E relativamente allo sport equestre è uno degli sport che probabilmente ha meno possibilità di contagio. Il distanziamento sociale c'era anche prima, voglio dire, parliamoci chiaro. È uno sport in cui proprio il contatto tra gli esseri umani non c'è. In gara si è da soli e distanti. Esatto, e quindi questo dovrebbe aiutare la ripresa, la veloce ripresa. E lo stesso negli allenamenti, che poi può essere semplicemente vado a muovere il mio cavallo, il distanziamento è assicurato, perché insomma è dura essere a meno di 1 metro, 1,5 metri da un altro cavaliere. Ma ecco, questo vede. Se poi parliamo del suo completo, se poi parliamo del completo, a che distanza si sta? In una gara, voglio dire, la distanza minima tra 2 cavalieri, quant'è? In una gara. Ma è possibile terminarla, minimo sarà di 15 metri, 20 metri. Ma anche di più, credo, insomma, tra una partenza e l'altra. Però questo mi fa pensare, mi permetto di... Prego. Che quando noi parliamo dei soggetti che ignorano la realtà dei fatti, questa è ho la sensazione che è un'altra situazione simile. Quando noi parliamo di fisco, quando noi parliamo di mancata conoscenza da parte dei soggetti delle istituzioni, di quella che è la realtà, mi sembra che qui qualcuno si sia dimenticato di come si va a cavallo,
di come viene gestito, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi da parte nostra, della federazione, dovrebbe essere fatta attività continua nel spiegare materialmente come si sviluppa lo sport equestri, anche a costo di diventare prolissi, ripetitivi, eccetera, perché le persone a volte, perché non appassionati, perché non coinvolti per tante cose, forse ignorano questi aspetti, e forse è compito, ed è proprio compito della federazione, andare a stimolare questo tipo di informazione che deve Io essere. dico che il rugby non è come la pallavolo e la pallavolo non è come l'equitazione. Certo. Detta senza togliere nulla agli altri sport, con il massimo rispetto degli altri sport. Mancherebbe altro. Se No. gli spogliatoi nel calcio, nel nuoto sono indispensabili, ci si va in tanti, in realtà posso tranquillamente andare a cavallo già vestito da casa e tornarmi a cambiare a casa. Non serve che ci sia in Serie C del calcio, si dice ma come facciamo a sanificare, ad avere gli spogliatoi e tutto per, nel mondo dell'equitazione non c'è questo problema, non è necessario. Certo. Ma mi permetto adesso di fare un ragionamento che mi è venuto così all'evidenza. Ricordiamo proprio per i circoli questo aspetto, ed è legato anche poi alle eventuali richieste che vengono fatte. Controlliamo alcuni passaggi del tipo l'iscrizione al registro delle società e associazioni sportive presso il CONI, perché questo è un elemento determinante ai fini della qualifica. Tanti circoli sono ancora che non sanno che cosa sia. Chiedo scusa, perché proprio la Presidente scrive: mi sento di esprimere la fiducia assoluta che ci sia una riapertura graduale dopo il 3 maggio, tanto è vero che è stata annunciata la pubblicazione delle linee guida di FISE proprio per proprio per una prossima oculata programmazione degli accessi ai circoli. Siamo tutti sul pezzo e la FISE e i comitati regionali daranno le necessarie informazioni per un coordinamento generale dopo il 3 maggio. Ecco, giusto così abbiamo dato una notizia in più in diretta grazie a Clara Campese. Sì, ecco, un altro aspetto forse importante da suggerire, perlomeno da comunicare ai circoli, per le società è sicuro quel maggior rinvio per l'approvazione dei bilanci, altro aspetto per tornare sugli adempimenti, ma dovrebbe, a mio parere, essere proprio per un'estensione generale accettato anche alle associazioni sportive. Questa è una spieghiamo meglio, dottor Pozzato. Allora, voi sapete che ogni anno le associazioni e le società devono approvare il bilancio, è obbligatorio l'approvazione del bilancio. La faccio molto breve. Che termini ci sono? Il termine è normalmente il mese di aprile, entro il mese di aprile. Il normale termine è quello. Un provvedimento del legislatore, e questo vale anche per le società di capitali, e quindi il termine del 30 aprile è stato prorogato, o quantomeno non prorogato, ma è data la possibilità per legge di utilizzare più ampio termine dei 180 giorni, cioè si arriva a giugno in sostanza. Vengono dimenticate, stanno facendo le associazioni in questo provvedimento, ma essendo un provvedimento che va a legarsi a un termine così ampio e va a derogare addirittura gli statuti precedentemente fatti e va ad allungare tutta una serie di tempistiche, riteniamo che non possa essere negata un'interpretazione estensiva anche legata alle associazioni, anche perché questo non nuoce a nessuno. C'è una cosa che scrive un'ascoltatrice, vedo che è molto attenta nel commentare, dice: la differenza è che noi proprietari paghiamo la FIDA tutti i mesi, per la scuola se non fanno lezione non pagano, non credo sia la stessa cosa. Lei mette in discussione anche il rapporto economico tra proprietà di cavallo e costi con il luogo dove c'è il cavallo. Io direi che per rispondere a questo, direi che il mio ragionamento era legato ai proprietari dei circoli, quantomeno all'associazione, ovviamente, perché i cavalli della scuola di chi sono? I cavalli della scuola mangiano 365 giorni all'anno, bisogna pulirli, bisogna accudirli, bisogna seguirli. Quindi questo è il mio riferimento. Quindi chi ha il cavallo di proprietà è evidente ha un costo, ma i proprietari di quei cavalli che vengono dati alla scuola hanno un altrettanto costo.
Assolutamente. Dottor Pozzato, io la ringrazio per averci fatto compagnia, per averci dato le informazioni, ringrazio le persone che sono state all'ascolto e poi io dico sempre che le visualizzazioni di queste cose crescono ora per ora in base anche alla vostra collaborazione. Se vorrete condividere questi video, ci aiutate a portare le notizie vicine anche ad altre persone che in questo momento non erano collegate. Quindi grazie a chi vorrà condividere il video. Tra poco lo mettiamo definitivamente sulla pagina Facebook di Fise Veneto e quindi se volete esserci amici vi costa poco, cliccate, condividi. Grazie dottor Pozzato, grazie anche a Claudio che ci saluta adesso in diretta. Noi ci rivediamo qui per un'altra diretta per parlare di equitazione, di quella che è l'ippica, l'equitazione dagli anni '80 in poi, con una memoria storica di questo mondo che è Marino Zave. Quindi saremo di nuovo qui venerdì sempre a quest'ora. Grazie Pozzato, buona giornata.